Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. I miei familiari molto bene e sono contentissima. Manca la Maria Rosa però. Perché al lavoro. Vabbè. Nonna Aurelia Ines Buosi ha 89 anni. Originaria di Scorzè, era abituata a figli e nipoti che andavano a trovarla al centro servizi dove risiede ormai da un anno e con l'emergenza coronavirus e le misure di contenimento messe in campo non li ha più potuti vedere. Allora ecco che entra in campo la tecnologia, quella tecnologia che sta tenendo vicine le persone lontane attraverso le videochiamate anche di gruppo, per vedersi e sentirsi più vicini. Mamma, saluti da Sandro e Mattia, ok? Grazie. E dai due leoni. Ok. State bene. Non stiamo bene, stiamo bene tutti quanti. E allora basta. Tranquilla, per noi va tutto bene. Vabbè, basta Tu allora. come stai? Io sto bene, non mi vedi? Insomma. Io sono una ventenne. Stabile a sentire quando mi aspetto quando passa il virus. La paura del virus per i 180 ospiti della struttura, ascoltando la televisione, leggendo i giornali e soprattutto per la salute dei familiari, quelli che sono fuori e che non possono vedere. Ecco perché con l'aiuto di un tablet o uno smartphone riescono a sentirsi più sereni. È uno dei momenti più attesi, ha raccontato una delle educatrici del centro. E il desiderio per tutti è sempre lo stesso, potersi finalmente ritrovare intorno ad una tavola, una delle cose più semplici, ma di cui forse troppo spesso non si è apprezzato il valore. Appena passa tutto faremo un gran festone, mamma. Vabbè, Offrirai il pranzo a tutti quanti al ristorante. grazie.